Una zona verde, attrazioni, giochi e nuovo arredo pubblico. Look innovativo per Piazza dei Pescatori a Gattorna. L'intervento si avvia alla conclusione. Il taglio del nastro, secondo la giunta Dondero, potrebbe avvenire già per la festa di San Giacomo, il 25 luglio. L'area ha una superficie di 2500 m² e si trova tra la statale 225 e il torrente Lavagna. Prevede sia la presenza di parcheggi, presenza di arredo urbano, un'area per il weekend dove può essere fatto un picnic e poi anche un'area che permette di scendere addirittura in alveo con la vivibilità della cascata che ripercorre un po' quello che era la vita di questa piazza anche 70-80 anni fa. Nella nuova Piazza dei Pescatori è stato adibito uno spazio di oltre 100 m² per l'installazione di una struttura che ospiterà riunioni, sagre, mostre e feste, un vero e proprio punto di riferimento per la vita sociale del paese. Per realizzare un sacco di feste, tra cui quelle del Comitato Bassa Gattorna, che è una delle realtà di questa frazione, e poi comunque tante altre iniziative come possono essere la festa del giocattolo, quella che si faceva una volta, che vogliamo andare a ripristinare, e poi tutte le altre feste e altre manifestazioni. A fianco alla piazza poi sta sorgendo un impianto sportivo a disposizione delle nuove generazioni e non solo, dove si potranno praticare pallavolo, calcio e basket. Il campetto ha alle spalle una storia di generosità. Dobbiamo ringraziare il dottor Giuseppe Basso detto Rudi, al quale ho personalmente, apro le virgolette, rotto le scatole chiedendogli che mi regalasse un pezzo di terreno sotto la sua abitazione, perché a Gattorna in questo momento manca un campetto per i bambini per poter giocare tranquillamente con due porti tra due calci. Allora ho chiesto proprio al mio medico se mi regalava questo terreno, un parco giochi per i bambini. Ovviamente lo ringrazieremo, verrà dedicata una targa ai suoi genitori perché lo ha fatto in memoria dei suoi genitori, e questa è una bella cosa e ci farà piacere farlo.